una disperazione, comunque non ci siamo fatti niente, dunque i beni materiali si mettono a posto, la cantina sotto acqua, 3 metri di acqua sotto, tutto allagato e speriamo che insomma, macchina distrutta, ma siamo vivi e questo perché abbiamo preso paura, perché l'acqua era veramente alta, mai visto una cosa così. Ma ti puoi far vedere eventualmente? Sì. Così ci guardiamo, entriamo perché c'è Melma e che non entriamo per capire. Non c'era l'elettricità, non c'era l'elettricità. Ma questa è la cantina allagata. Quindi questa è? Questi sono tutti i vini che ho, che adesso sono inutilizzabili. E la macchina, dicevi, perché è distrutta? Perché è stata alzata la corrente in corte, è stata buttata fuori e per fortuna non si è incastrata sul portico e ha sbattuto dappertutto, non so come sia perché è venuta a prenderla e l'hanno portata su, non so se si può utilizzare oppure no. Ma come me ci sono tanti, però siamo un po' penalizzati, però ci risolleveremo, vedremo cosa fare.